Doveva essere una giornata di festa, di allegria, quella di ieri, domenica, con la cerimonia conclusiva del 74esimo Mandorlo in fiore. La mattinata era iniziata bene, una bella giornata di sole, aveva richiamato tantissima gente proveniente da tutta l'isola e non solo. La via Atenea strapiena di gente e così anche il percorso transennato che portava la sfilata dei gruppi partecipanti alla manifestazione fino al Viale della Vittoria. In piazza Vittorio Emanuele poi le esibizioni dei partecipanti all'evento e la gente applaudiva, scattava le foto ricordo, ma nessuno si aspettava che all'incirca alle ore 14 potesse arrivare una notizia così brutta come un fulmine a ciel sereno. La tragedia di un aereo della Ethiopian Airlines precipita, con a bordo 157 persone. Tra questi potrebbe esserci niente di meno che l'assessore regionale ai beni culturali della regione Sebastiano Tusa. Notizia che viene confermata man mano che il tempo passa anche dalla Farnesina. Subito così un vertice in prefettura per decidere sul da farsi. Dal prefetto anche l'assessore regionale La Galla, il direttore del Parco Parello, l'attore Iannuzzo, il presentatore. Ci si consulta anche con il presidente Musumeci. Intanto la gente attende al Tempio della Concordia. Arriva così la decisione di non far esibire gruppi, anche in segno di lutto per la grave perdita che ha subito il mondo della cultura e dell'archeologia siciliana. Si decide così di consegnare il premio del Tempio d'Oro al gruppo vincitore, la Bolivia. Un breve saluto del sindaco e dell'assessore La Galla e la manifestazione si conclude. Una nuvola invisibile ma densissima, densa di dolore, gravida di pianto e certamente tanto dolorosa da accettare quanto inaspettata. La morte di Sebastiano Tusa priva il governo di un contributo straordinariamente valente, priva la Sicilia di un grande uomo di cultura e dedito al recupero e alla crescita della nostra isola, ovviamente priva la sua famiglia di un affetto fondamentale e portante. Abbiamo voluto, insieme al governo della regione e d'intesa con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che questa manifestazione conclusiva della sagra del Mandorlo in fiore, che si svolge in quel parco archeologico così caro a Sebastiano Tusa, avvenisse comunque, ma senza nessun momento di intrattenimento musicale, canoro o spettacolare, proprio per lasciare spazio alla memoria e al ricordo e per garantire comunque al nostro territorio, a questa città di Agrigento, ai partecipanti a questa sagra, di poter in un momento conviviale di generale vicinanza rendere ancora più forte e più partecipata questa composta adesione solidale ad un lutto che per la Sicilia è veramente tragico e che reca con sé una pesante eredità. Io prego tutti noi, abbiate pazienza signori, ve lo chiedo proprio personalmente da agrigentino, abbiate pazienza, agevolate poi questa sfilata muta che partirà dal Tempio della Concordia, andrà fino al Tempio di Ercole, e adesso faremo, prima che organizzeremo questa sfilata muta, prego tutti noi di celebrare un minuto di silenzio per queste vittime, che sono 157, ne sono morte, ciascuno dei gruppi è stato colpito personalmente, che sono bielorussi, egiziani, canadesi, sono morti 8 italiani, è morto uno dei nostri padroni di casa che è l'assessore Tusa, quindi celebriamo, vi prego, un minuto di silenzio per queste vittime di questa immane tragedia. Grazie signori, grazie a tutti. Grazie ancora signori, grazie davvero, grazie davvero.